essere. L'imprenditore padovano 24enne si toglie la vita nel capannone della sua azienda Morgano. Un collega ai nostri microfoni mi aveva confidato le sue difficoltà e paure. Oggi funerale Tre Baseleghe, il commento del direttore Luigi Baccialli. Aggravate sempre di più le condizioni della 53enne tamponata con l'amica dall'auto dell'attore Marco Paolini, avviate le procedure per dichiarare la morte cerebrale. Era morto all'alba, alcune ore dopo il ricovero, l'82enne di Lozzo di Cadore, travolto ieri sera da un carrello mentre stava svolgendo lavori in una baita. Arrestato il piromane che da mesi seminava il panico in via Pinelli a Treviso, e un 23enne è stato colto in flagrante dopo aver appiccato il fuoco per l'ennesima volta a 2 auto. Rinviati a giudizio in tribunale Vicenza tutti e 32 i venetisti accusati di disobbedienza fiscale. Oggi la decisione del giudice. Donna di 60 anni ricoverata in gravi condizioni in neurologia all'ospedale Cafoncello di Treviso. Le analisi non lascerebbero spazio a dubbi, è affetta dal morbo della mucca pazza. Intervento all'avanguardia all'ospedale San Bortolo di Vicenza su una bambina di 10 mesi colpita da emorragia cerebrale. L'equipe medica ha inserito uno stent di nuova generazione all'interno di un'arteria cerebrale con diametro inferiore al millimetro. E buonasera, ben ritrovati in diretta. Questa è l'informazione di Antena 3, il telegiornale del Veneto. Dramma avete sentito a Morgano, dove un imprenditore di appena 24 anni si è tolto la vita nel capannone della sua azienda il giorno prima dello sfratto da quello stabile. Il Veneto dunque ripiomba nell'incubo degli imprenditori suicidi per crisi. Si è tolto la vita all'interno del capannone dell'azienda che pochi mesi fa aveva ereditato dal padre. La tragedia domenica mattina nella sede della Nuova Tech in via Bosco a Morgano. Proprio quella mattina Ivan Vedovato, 24 anni, si era dato appuntamento con un parente per sgomberare il capannone dal quale all'indomani avrebbe avuto lo sfratto esecutivo, ed è stato l'uomo a fare la tragica scoperta. Subito sono state avvisate le autorità. I carabinieri non hanno dubbi che si sia trattato di un suicidio. Il giovane ha lasciato un biglietto nel quale spiega le ragioni del gesto estremo, ragioni da ricercarsi nella difficile situazione economica nella quale versava l'azienda dopo la morte del padre, difficoltà delle quali Ivan Vedovato aveva accennato poco tempo fa all'imprenditore dell'azienda confinante. Mi ha parlato un po' di quello che gli è successo, insomma, che gli è morto il padre, che nella sua madre era separata, che viveva da solo, e che per questa storia è stato un colpo tremendo per lui, perché non sapeva cosa fare. Una situazione difficile, peggiorata nonostante gli sforzi del 24enne di rimettere in piedi l'azienda ereditata dal papà. Con il passare dei mesi la situazione debitoria si è aggravata fino allo sfratto che sarebbe diventato esecutivo proprio il giorno dopo la tragedia. Eppure nessuno ha intuito il dramma, la disperazione che ha portato Vedovato al gesto estremo. Se io avessi capito che era a quel livello lì, che era proprio così disperato, magari qualcosa potevo fare, però non immaginavo che fosse così. Oggi pomeriggio nella chiesa di Sant'Ambrogio di Tre Baseleghe, paese d'origine della famiglia, l'ultimo saluto al giovane imprenditore. E alla notizia di questo nuovo dramma per crisi, i politici chiedono leggi più umane perché gli imprenditori in difficoltà non vengano lasciati soli. Alla notizia del suicidio dell'imprenditore 24enne dell'Alta Padovana a causa delle difficoltà economiche, immediate sono le reazioni politiche. Questa tragica vicenda è una sconfitta amara per il Paese. Non si può morire di sfratto, afferma il deputato leghista padovano Alberto Stefani, che conclude così: una notizia che addolora tutti, ma non vedo nessuno indossare magliette rosse di fronte a gesti disperati come questi. Un tema ripreso anche dall'assessore regionale Roberto Marcato. Per una persona che si trova in difficoltà in mezzo al mare abbiamo tutti la pietà, e ci mancherebbe. Per una persona che si trova in mezzo al mare di una propria crisi non c'è pietà. E per quale motivo? Un paese civile deve saper prendersi cura dell'uno o dell'altro. Solidarietà alla famiglia anche da parte di Liberi e Uguali, con il consigliere regionale Piero Ruzzante, che punta il dito sull'aumento dei giovani imprenditori che lasciano il Veneto. Le leggi vanno riviste. Credo che le istituzioni abbiano il dovere di leggere che cosa sta succedendo nel nostro territorio e cercare di tramutare la preoccupazione in anche provvedimenti di legge. Una legge senza umanità non è una legge.
Ed ecco già uno spunto concreto nell'ambito in cui intervenire. Per esempio c'è un tema che a me è sempre stato molto a cuore, il fatto che quando uno fallisce come imprenditore, per esempio gli venga pignorata la casa o gli vengono pignorati i beni personali e tu ti ritrovi, dopo aver lavorato magari 20 anni e aver costruito una casa in 20-30 anni, ti ritrovi perché va male l'attività, ti ritrovi la tua casa pignorata e tu, tua moglie, i tuoi figli che stanno ancora studiando sbattuti in strada come dei criminali. E sul tema del suicidio per crisi occorre ricordare come si trovino in rete sportelli e consulenze gratuite per cercare una soluzione evitando scelte estreme così drammatiche. E oggi pomeriggio, come dicevamo, alle 16 si sono tenuti i funerali di Vedovato, Trebasele, che durante l'omelia Don Federico Giacomini ha ricordato il dramma con parole forti. Ora è tempo di fermarsi, come si fa dopo un terremoto, per raccogliere le macerie, ha spiegato Don Federico, e di dare anche voce al dolore e ai sensi di colpa di chi non ha saputo aiutare Ivan. Su questo il commento del nostro direttore Luigi Bacialli. Chissà se qualcuno indosserà una maglietta per ricordare questo ragazzo di 24 anni che si è tolto la vita nel suo capannone di Morgano, un ragazzo di Trebasele, che chissà se qualcuno indosserà una maglietta per ricordare tutti gli altri imprenditori che si sono tolti la vita schiacciati dai debiti, ma soprattutto dalla pressione fiscale, dalla burocrazia e dalla crisi. Una storia tremenda, morire a 24 anni perché ci si ritrova abbandonati, soli, perché non si vedono prospettive, perché l'azienda rischia di fallire, un'azienda ereditata dal padre. E di fronte a questa storia, l'altra che riguarda sempre dei ventenni, una 26enne, una ragazza che è stata assunta da Luigi Di Maio come capo della segreteria del Ministero dello stesso vicepresidente del Consiglio Ministro per lo Sviluppo Economico. Una ragazza di cui si sapeva poco o nulla, che Di Maio ha tutto il diritto di assumere e di reclutare, ma che certo contrasta con la storia di un ragazzo che non ce l'ha fatta con le sue sole mani a portare avanti un'impresa. E questa è la riflessione da fare, non tanto sul nepotismo, il fatto che ci siano dei raccomandati. Ci sono i santi in paradiso, ecco, ci sono i ragazzi che si tolgono la vita perché sono abbandonati, e poi ci sono quelli che hanno una raccomandazione, hanno dei protettori e che vengono addirittura stipendiati con 75.000 euro l'anno. Ma questo fa riflettere su due modi di interpretare il lavoro ed il destino di questi ragazzi, di questi ventenni. Un modo di interpretarlo è quello di chi da solo vuole fare impresa, cerca aiuti, non li trova, cerca di fare da solo e rimane schiacciato, come è successo al ragazzo che si è tolto la vita nel capannone di Morgano. L'altra visione del lavoro è quella dell'assistenzialismo, in qualche modo questo corrisponde alla visione del reddito di cittadinanza, ti do un aiuto perché non ce la fai. Ecco, qua ci sono due visioni e due prospettive diverse, quella della disperazione di chi è lasciato a combattere senza armi contro un'economia cinica e bara, e quello invece il destino di una ragazza che viene assunta perché amica del capo. Sono due storie molto diverse, non si possono fare dei raffronti troppo azzardati, ma sono indicative di quello che è oggi il lavoro. Ce la fanno coloro che hanno dei santi in paradiso, non ce la fanno coloro che restano sul campo di battaglia con le armi spuntate senza nessuno che possa veramente indicare loro una via. Non è colpa dei ventenni, non è colpa dei ventenni, è colpa nostra, è colpa della mia generazione che ha ridotto questo paese in questo stato. E si sono aggravate sempre di più le condizioni della 53enne tamponata con l'amica dall'auto dell'attore Marco Paolini, avviate le procedure per dichiarare la morte cerebrale.
Un'esistenza sospesa tra la vita e la morte, una donna, una madre, che sta lottando da martedì scorso nel reparto di terapia intensiva dopo il terribile schianto che l'ha vista coinvolta mentre percorreva insieme ad un'amica l'autostrada da Verona verso casa. L'auto su cui viaggiava è stata tamponata violentemente dall'auto guidata dal noto scrittore e attore Marco Paolini, che ora è indagato per lesioni gravissime. Solo un miracolo può salvare Alessandra Lighezzolo. Questa sera si riunirà la commissione che dovrà decidere se avviare l'iter per decretarne la morte cerebrale. La donna, commerciante di 53 anni, conosciutissima e amatissima da Arzignano per la sua attività in Corso Garibaldi. La direzione sanitaria dell'ospedale Borgo Trento di Verona ha fatto sapere che una volta avviato l'iter le macchine saranno staccate. Ricoverata in terapia intensiva anche l'amica, in viaggio con lei, ma la donna non è in pericolo di vita. E sono ore durissime per i familiari e per lo stesso Paolini, la cui posizione potrebbe, in caso di tragico epilogo, anche aggravarsi fino all'accusa di omicidio stradale. L'attore ha immediatamente ammesso le sue responsabilità e si è subito sottoposto all'alcol test, risultato negativo. In queste ore si sono moltiplicati messaggi d'affetto rivolti alla donna, la sua pagina Facebook è stata letteralmente invasa di parole. Sul web anche l'abbraccio dell'assessore al commercio di Arzignano. E a proposito di sicurezza stradale, ieri sera, ospite a 20:10, c'era il comandante della Polizia Stradale del Veneto, Cinzia Ricciardi, che ha lanciato un allarme: non rispondete ai messaggi quando guidate, è un atto criminoso. Purtroppo il telefonino è sempre fonte di distrazione, anche se io utilizzo il viva voce, se utilizzo quello che in molte auto, le cuffie, qualsiasi cosa, è comunque un momento di distrazione. Paradossalmente ora ci stiamo rendendo conto che la gente telefona meno, ma manda messaggi in continuazione. Esatto, che è peggio ancora. È molto peggio, certo. Bastano pochi secondi. Se uno prova a casa quanto tempo ci mette anche i ragazzi velocissimi che hanno la possibilità di scrivere messaggi in pochissimo tempo, 10-15 secondi a 130 km all'ora di velocità in autostrada o anche meno, ti fanno fare 40-50 metri al buio. Nessuno di noi guiderebbe con una benda sugli occhi, eppure tutti quanti guidiamo, magari rispondiamo a WhatsApp. Non c'è mai nulla di così urgente che possa consentire di mettere a rischio la nostra e l'altrui incolumità. Rispondere a un WhatsApp è un atteggiamento, io direi veramente criminoso, questo, criminoso, perché è gravissimo, mette veramente a rischio la vita delle persone. È morto all'alba di oggi all'ospedale di Belluno l'82enne di Lozzo di Cadore, che ieri sera era stato travolto da un carrello mentre lavorava nella sua baita. L'infortunio è avvenuto alle 18 in località sul Pian dei Buoi. Mentre stava svolgendo lavori di manutenzione nella baita, l'anziano è rimasto incastrato dietro ad un carrello ed era stato ritrovato dopo alcune ore da un escursionista di passaggio. Immediato l'allarme ai soccorsi, che sono giunti con l'elicottero caricato in barella. L'anziano è stato trasportato con l'eliambulanza con l'aiuto di 2 persone presenti sul posto, per essere poi accompagnato all'ospedale di Belluno. Inutili tentativi di salvargli la vita, l'uomo è sopravvissuto per la notte, ma alle prime ore dell'alba è deceduto. Incubo finito per i trevigiani residenti nella zona di via Pinelli. Da marzo per mesi ha gettato nel panico gli abitanti di Treviso in quell'area. Ora il piromane è stato arrestato, è un 23enne del posto. L'ultimo rogo del piromane, le ultime fiamme appiccate alle 4 di notte prima che il cerchio si stringesse inesorabilmente attorno a lui. Una Nissan Qashqai e una Peugeot 308 date alle fiamme nel parcheggio privato di un residence e con l'uso di un accelerante. Modus operandi anomalo, perché aveva sempre scelto auto in sosta sulla strada e semplice carta igienica incendiata vicino alle ruote delle auto. Ma gli investigatori della squadra mobile di Treviso hanno pochi dubbi. È il 23enne Daniele Martorana, residente proprio a pochi passi dalle sue imprese folli, il piromane che per 3 mesi ha gettato nel panico l'area compresa tra via Pinelli, via Cacciatori e vicolo Fratelli Bandiera. Anche se per ora gli contestano formalmente solo l'assalto di questa notte. C'è un'indagine in corso che è coordinata dalla Procura della Repubblica e questa indagine sta raccogliendo tutta una serie di elementi a riscontro per poter ricondurre eventualmente la responsabilità degli altri eventi allo stesso giovane. L'ultima escalation in pochi giorni con i raid di sabato e di lunedì,
quella che era sembrata una vera e propria sfida sfacciata alle forze dell'ordine. Non sapeva il 23enne che il suo profilo era seguito da tempo. Tutti i sospetti, avvalorati dalle testimonianze, convergevano su di lui. Ma era necessario bloccarlo in flagranza. Mancava quello che in gergo investigativo è definita la pistola fumante, e il giovane non ha resistito a colpire ancora. Gli investigatori della squadra mobile hanno visto un giovane che si aggirava con fare sospetto sulla pubblica via subito dopo una esplosione, un boato che ha squarciato il silenzio della notte. 2 autovetture sono andate a fuoco, nell'immediato gli investigatori sono intervenuti bloccando il giovane. 23 anni, nulla facente, vive con i genitori, madre insegnante, padre notissimo assicuratore con svariate agenzie in tutta la provincia. In passato avrebbe avuto già problemi di tipo psicologico e comportamentale. Il movente del raid ha ancora da capire concretamente. Quando lo hanno bloccato ha scelto di non parlare. Si è chiuso inizialmente in un silenzio profondo, e eventuali sue dichiarazioni potranno poi essere valutate successivamente in sedi più opportune. Un arresto sotto gli occhi dei familiari. I genitori chiaramente sono rimasti sconvolti e al momento loro sono stati informati della vicenda e in questo momento ogni circostanza verrà valutata. Insomma, un'indagine tutt'altro che conclusa. C'è da capire se e come qualcuno lo ha coperto in questi mesi, se ci sono complici, se ci sono collegamenti con altri atti incendiari del passato. L'unica certezza è il sospiro di sollievo per i residenti di quelle vie piombati nell'incubo da troppo tempo. Diede uno schiaffo ad un alunno di 14 anni e per questo un insegnante di matematica e di una scuola superiore di Verona è stata condannata dal Tribunale a 10 giorni di carcere e 600 euro di risarcimento. Gli avvocati della difesa hanno annunciato che faranno appello alla sentenza. Il fatto è accaduto nel maggio del 2014, l'insegnante aveva più volte ripreso l'alunno che stava disturbando mentre altri suoi compagni erano interrogati, decidendo infine di allontanarlo dall'aula. Dopo averlo fatto rientrare in classe, la docente aveva spostato accanto alla cattedra il banco del ragazzo per poterlo controllare meglio, ma quest'ultimo aveva continuato a essere irrequieto, avvicinandosi anche alle spalle dell'insegnante mentre stava mettendo dei voti sul registro elettronico. È stato in questo frangente che la professoressa avrebbe alzato la mano colpendo il volto del giovane, facendogli volare gli occhiali, gesto che l'indagata ha giustificato al giudice come involontario, senza però essere creduta. I genitori del ragazzo hanno deciso di devolvere il denaro del risarcimento ad un istituto per minori. Tutti rinviati a giudizio i venetisti accusati di associazione a delinquere e all'istigazione alla disobbedienza fiscale. Il giudice ha detto che ci ha rinviati a giudizio. La decisione in 14 giorni dall'udienza del 5 luglio con il rinvio della sentenza a questa mattina, dove in pochi minuti il giudice Venditti ha rinviato a giudizio tutti e 32 gli imputati. Il processo dunque si farà e i venetisti che poche settimane fa sfilavano con il Leone di San Marco per il centro storico di Vicenza oggi hanno preferito la ritirata, che però non sarà una resa. Torniamo a casa più forti di prima, hanno detto, pronti ad affrontare il processo. Proseguiremo con il nostro percorso perché già sappiamo di essere nel giusto e quindi poche chiacchiere e sempre avanti. Non mi preoccupa personalmente di andare in giudizio perché il Comitato di Liberazione opera in maniera legale. Per raggiungere i propri fini i popoli in autodeterminazione devono poter trattenere le loro ricchezze. Si appellano al patto di New York i venetisti, contestando così i capi d'accusa che vanno dall'associazione a delinquere all'istigazione alla disobbedienza fiscale. Nessuno di noi ha mai detto a nessuno non pagate le tasse. La nostra colpa, se colpa è quella di divulgare un diritto. Ognuno di noi dedica tutto il suo essere, ma tanti di noi fanno questo ormai, perché ormai non se ne può più venire fuori da questo Stato che è solo una parvenza di democrazia. Dico sempre che c'è il guanto di velluto ma dentro c'è il pugno di ferro, non so se mi spiego. 5 giorni fa a Rovigo, nella seconda parte dell'udienza preliminare, era caduto il capo di imputazione più rilevante per i venetisti, ovvero l'associazione eversiva. Il giudice aveva disposto per gli imputati il non luogo a procedere perché il fatto non sussiste. Pochi istanti e poi parleremo delle foto di migranti salvati attorno alle quali c'è polemica.
Telegiornale del Veneto, torniamo in diretta, così si lascia sopraffare dall'emozione. Chi si lascia sopraffare dall'emozione, immagini commoventi di rara capacità comunicativa, scusate, al punto tale da sembrare opera di veri maestri dell'arte fotografica, chissà come, perché presenti sul posto al momento giusto non si rende conto di fare il gioco dei criminali. Sono un caso le parole con cui il Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti ha commentato il rapporto della Direzione Investigativa Antimafia, in parte dedicato alle organizzazioni criminali straniere in Italia. A suo dire non solo le foto dei migranti preda del mare sono sospette per tempismo e qualità, ma chi si commuove guardandole è superficiale e ingenuo. All'attacco poi il PD, per queste parole di Ciambetti, provo sdegno e disagio, dice al Consiglio regionale Azzalin, di fronte a queste frasi pronunciate da chi ricopre l'incarico di Presidente dell'Assemblea di tutti i Veneti. Ora nell'Alta Padovana San Martino di Lupari il sindaco Gerry Boratto ha firmato un'ordinanza innovativa. Vediamo. Il sindaco di San Martino di Lupari, Gerry Boratto, con un'ordinanza ridisegna il piano antiterrorismo e salva le sagre. È stata firmata questa mattina dal primo cittadino l'ordinanza che evita la presentazione del piano antiterrorismo alle associazioni che organizzano manifestazioni, eventi e sagre nel territorio comunale di San Martino di Lupari. Con questa ordinanza che ho firmato stamattina esenterò tutte queste attività dal presentare il piano. Essendo io autorità di pubblica sicurezza ho il potere di farlo, mi sono stancato di vedere la burocrazia cattiva che vessa quotidianamente queste piccole attività, io non le posso tollerare. Ho raccolto il grido di decine e decine di volontari che si occupano qua a San Martino di Lupari 365 giorni all'anno di queste attività e ho detto basta, è ora di finirla. In sostanza nell'ordinanza si dimostra come gli attentati terroristici abbiano una scarsissima se non nulla possibilità di verificarsi nel territorio di San Martino di Lupari. Considerando che le manifestazioni si ripetono ogni anno uguali nelle stesse aree e con le stesse modalità, il sindaco Boratto ha ritenuto sufficienti queste considerazioni contenute nell'ordinanza per esentare le associazioni. E credo che i nostri comuni, le nostre attività, problemi di terrorismo non ne hanno mai avuti, però questo comporta un esborso notevole per le piccole e grandi attività. Pensate a una sagra di un capitello, pensate a una manifestazione con 50 persone che si vede a pagare 1.000-2.000 euro per un piano che non serve a nulla, perché è solo carta straccia e quella che io definisco burocrazia cattiva. L'ordinanza firmata oggi da Boratto si rivolge soprattutto alle manifestazioni di paese, ma non si applica a eventi con grandi numeri. È chiaro che se c'è una manifestazione da 20, 30, 40.000 persone è un altro conto, ma queste rappresentano l'1%, sono l'1 per 1000 delle attività presenti. Quindi credo che sia un atto da una parte anche di coraggio, ma è un coraggio ragionato e meditato, perché non possiamo permettere che continuino a taglieggiare le nostre associazioni e le nostre attività sociali, ricreative e culturali. Questa è una burocrazia che non serve, aggrava i costi, ma soprattutto non porta nessun beneficio a nessuno, non serve a niente, sono solo carte che non servono a niente. E io con questo atto le carte le brucio tutte in 30 centesimi di secondo. Intervento record al cervello salva una bimba di 10 mesi. La bimba è giunta dall'ospedale di Sant'Orso intubata in stato di coma perché il sanguinamento cerebrale acuto che aveva subito ha comportato questa sintomatologia, quindi in tempi molto rapidi la bambina è stata condotta in risonanza per una definizione diagnostica. Nel momento in cui ci si è accorti della gravità del quadro, della presenza della malformazione vascolare, si è deciso con i colleghi neurochirurgici e con il dottor Iannucci della neuroradiologia di attendere per posizionare successivamente uno stent. Una bimba di 10 mesi è viva e non è stato un miracolo. Colpita da 3 aneurismi, la bambina era arrivata in ospedale in condizioni gravissime. È stato grazie al coraggio e alla tenacia dei genitori e allo straordinario lavoro dell'equipe di neuroradiologia dell'ospedale San Bortolo, che ha lavorato con gli strumenti di ultima generazione appositamente adattati per le microdimensioni di pazienti così piccoli. Cosa incredibile è appunto che la bambina ha usufruito di una tecnologia che prima non era disponibile. Contate che un'arteria di un bambino è più piccola di 1 millimetro, di questo bambino era di 0,8 millimetri e questo catetere doveva andare dentro questa arteria e poi rilasciare lo stent, che è questa maglia che
riforma la parete dell'arteria. Chiudere l'arteria avrebbe potuto rappresentare un rischio troppo grande, da qui la scelta di optare per un intervento diverso. 6 fino ad ora quelli eseguiti in questo modo in tutto il mondo. Lo stent è stato richiesto a Vicenza proprio dal dottor Iannucci, consegnato dal suo produttore una settimana prima della sua commercializzazione ufficiale in Europa. Un miracolo di professionalità e progresso tecnologico. E adesso come sta? La bimba sta bene. Bene, tutto, giusto il tempo di ricordarvi che a 20:10 questa sera c'è il sottosegretario all'economia Massimo Bitonci della Lega, parleremo con lui di flat tax, quando arriva, se arriva, e poi di opportunità per gli imprenditori e le partite IVA. È tutto, grazie per averci seguito, adesso le previsioni meteo, buona serata. Ben ritrovati al meteo. Splendida giornata di sole ma con qualche disturbo pomeridiano. Vediamo il dettaglio di venerdì 20. Sul Veneto ampio soleggiamento ovunque, sulla nostra regione infatti sarà una splendida mattinata caratterizzata dal sole. Possibili soltanto degli isolati temporali pomeridiani sui rilievi in locale estensione alle medio-alte pianure. Temperature minime tra 18 e 21 gradi, valori massimi compresi invece tra 28 e 34 gradi. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche sulla nostra regione il tempo sarà in prevalenza asciutto e stabile con ampio soleggiamento su tutti i settori, salvo per occasionali rovesci al pomeriggio sui rilievi. Temperature minime tra 20 e 22 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 30 e 33 gradi circa. Infine uno sguardo alla situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Anche qui sarà il sole a farla da padrone con cielo sereno o al massimo velato un po' su tutti i settori. Tuttavia col passare delle ore saranno possibili degli acquazzoni un po' su tutti i settori della nostra regione. Temperature minime sui 18 gradi circa. Valori massimi oscillanti invece tra 31 e 33 gradi. Per ora è tutto. Un saluto dal meteo di Antenna 3.